Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. C'è anche un catanese tra le vittime del crollo della discoteca di Santo Domingo. Si tratta di un cuoco di 48 anni che viveva lì da 6 mesi. A TG Sicilia la testimonianza dell'amico e collega che ha seguito le fasi del riconoscimento del cadavere. I boss sono gli unici a risolvere i problemi. Lo sfogo di una donna che voleva aprire una pizzeria nelle intercettazioni del Blitz che ha portato in carcere 11 esponenti del clan della noce a Palermo. Il capo era un commerciante incensurato. Migliaia di giovani in piazza a Noto, città d'origine dell'assassino di Sara Campanella, per dire basta alla violenza contro le donne. A Messina lo slargo di Viale Gazzi sarà dedicato alla giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio. Catania, c'era una volta Piazza Europa, il degrado non risparmia, il salotto buono della città e al posto del solarium spunta una discarica. Allo stabile di Catania, uno straordinario Vincenzo Pirrotta porta in scena Terra Matta, la vincente autobiografia di Vincenzo Rabito, contadino siciliano, semi-analfabeta. Calcio in Serie C, il Catania punta a mantenere il quinto posto in classifica, primo scoglio sabato con la trasferta a Cava dei Tirreni. Toscano alle prese con la sostituzione di Di Tacchio, in pole c'è Quaini. Ancora buonasera, lo avete sentito dai titoli, c'è anche un siciliano, un catanese tra le vittime della discoteca Jet in cui è crollato il tetto a Santo Domingo. Si tratta di un uomo di 48 anni che da 6 mesi lavorava nella Repubblica Dominicana come chef, il servizio di Emanuela Corsi. C'è anche un catanese tra le vittime per il crollo del tetto della discoteca Jet Set a Santo Domingo. Luca Massimo Jemolo, di 48 anni, padre di 2 figli, da 6 mesi si era trasferito nella Repubblica Dominicana dove lavorava come chef in un ristorante. Sui social fino a pochi giorni fa pubblicava foto e video del locale in cui lavorava. Luca Jemolo era tra i dispersi dopo l'incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori sotto le macerie. Il sabato eravamo nella stessa discoteca insieme, 48 ore prima. L'indomani ero di riposo, il lunedì e lui il martedì. Io sono andato al lavoro il martedì mattina, i ragazzi mi dicevano che c'è stata una tragedia, che è molto probabile Luca, essendo che gli piaceva la salsa e merengue, ballare, molto probabile da lì. Ho verificato casa sua, non c'era, ho verificato alcune cose, non c'era, mi sono precipitato in quella discoteca e ho seguito tutta la procedura, visto un po' tutto il disastro che è successo, i corpi che estraevano dalle macerie uno a uno. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime che sale a 124. Lo riferisce il centro operativo di emergenza, mentre le squadre di soccorso proseguono le ricerche. L'incidente è avvenuto mentre si esibiva l'artista di merengue Ruby Perez, trovato morto. Nel paese sono stati dichiarati 3 giorni di lutto nazionale. Secondo Juan Manuel Mendez, direttore delle operazioni di emergenza, i soccorritori hanno tra le 24 e le 36 ore per trovare persone ancora in vita sotto le macerie. A Palermo smantellato il clan mafioso della noce, affari, droga e pizzo, e il nuovo boss era un insospettabile commerciante. È una donna che voleva aprire una pizzeria nel quartiere, diceva ad uno degli arrestati: siete gli unici a risolvere i problemi. Il servizio di Marco Gullà. Tra la vecchia e nuova guardia non scorreva buon sangue, c'erano dissapori legati all'ordinamento mafioso. Sono tutte cose inutili, diceva Renzo Lonigro, uscito dal carcere e oggi riarrestato nell'operazione che ha smantellato il clan della noce a Palermo. A comandare però era un insospettabile commerciante di scarpe, Giuseppe Romagnolo, che avrebbe avuto un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa. Era lui il capo di uno dei mandamenti storici della città, quello della noce. È uno spaccato sconfortante quello tra
tracciato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è sfociato nel blitz con 12 arresti nel mandamento palermitano. La mafia della noce faceva soldi con droga, ma soprattutto pizzo. Gli operatori economici pagano in silenzio. Alcuni si rivolgono ai boss per essere autorizzati all'apertura o per regolare la concorrenza. Sono i commercianti stessi che cercano la mafia per mettersi a posto. Dalle indagini è emersa la convivenza di una parte della popolazione che si rivolgeva ai boss per piccoli e grandi favori. Emblematico il caso di una donna che voleva aprire una pizzeria. Siete le uniche persone che riescono a risolvere tutti i problemi. Mi dispiace, ma è così, diceva l'aspirante ristoratrice. Ma tra i vecchi e i nuovi boss non c'era feeling. Non dare confidenza a quello, dicevano, non è buono. E poi ancora droga, come sempre, una cassa importante per Cosa Nostra. E sempre a Palermo sono state sequestrate 2 sale gioco non autorizzate nei quartieri Calza e Malaspina Palagonia. Erano in corso tornei illegali di poker all'americana pubblicizzati sui social, sono stati denunciati 7 organizzatori dei tornei e 63 insospettabili giocatori. Il servizio di Simona Mazzone. Beccati con le mani sulle carte da gioco, i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza in piazzetta Bianchi e Malaspina Palagonia in via Principe di Paternò, dove si stavano svolgendo tornei illegali di Texas Hold'em, variante del più noto poker. L'operazione è scattata dopo accurate indagini sui social che pubblicizzavano anche senza troppi misteri le serate. I profili Facebook individuati pubblicizzavano infatti in circuiti paralleli gare da tavolo attraverso associazioni sportive dilettantistiche. Le partite si svolgevano di sera con la partecipazione di numerosi giocatori e benché le associazioni nei propri statuti dichiarassero che i tornei avessero puro carattere ricreativo, nel corso dei controlli sono state identificate 70 persone e trovati soldi contanti appena scambiati dai giocatori per ottenere le fiche e partecipare alle giocate. Nei computer trovati nelle sale da gioco è stato accertato che le partite andavano avanti dallo scorso gennaio grazie a un circuito clandestino online dove sono stati trovati i nomi dei frequentatori delle sale, denunciati 7 organizzatori dei tornei e i 63 giocatori accusati di partecipazione a giochi d'azzardo, sequestrati gli immobili dove hanno sede le associazioni adibite a bische clandestine e oltre 3.500 euro. Una donna di Capo d'Orlando, Rosa Cortese, di 50 anni, è morta nello scontro frontale tra 2 auto sulla strada statale 113 all'altezza di Capo d'Orlando. La donna viaggiava su una Panda guidata dal marito, nell'altra macchina, una 600 che si è ribaltata. C'erano 3 ragazzi, uno dei quali è in gravi condizioni al Policlinico di Messina. State vedendo le immagini dello scontro. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, 3 ambulanze del 118, i vigili del fuoco e personale dell'ANAS. Dopo l'aggressione all'arbitro nella partita contro il Pedara, stangata della Lega di Serie D contro la Russo Calcio Riposto, squadra allievi esclusa dal campionato e 10 giocatori squalificati per 5 anni. Il servizio di Emanuela Corsi. Esclusione dal campionato allievi Under 17 per la prossima stagione. 7 calciatori esclusi da qualsiasi rango o categoria fino al 5 aprile del 2030. Altri 2 squalificati per lo stesso periodo e un altro per 3 anni. È una vera e propria stangata la decisione del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti sulla società Russo Calcio di Riposto per l'aggressione all'arbitro 19enne durante la gara del 5 aprile scorso con il Pedara, valevole per i play-off del campionato allievi. Una violenza inaudita, la motivazione del giudice. Il giovane direttore di gara, medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Nel provvedimento il giudice sportivo segnala, tra l'altro in premessa, che nonostante l'inagibilità delle tribune, i dirigenti della società ospitante consentivano l'ingresso di circa 150 persone, tutte riconducibili alla squadra locale. Subito dopo il triplice fischio, ricostruisce sempre il giudice sportivo, si avvicinavano all'arbitro con affare minaccioso diversi tesserati della Russo Calcio, rivolgendogli frasi minacciose. L'arbitro avrebbe tentato di sottrarsi all'aggressione, ma non ci sarebbe riuscito perché colpito da un calcio sferrato con forza che l'ha fatto cadere. Mentre era a terra continuavano a colpirlo con calci e pugni, urlandogli "devi morire, te la sei cercata". Anche l'allenatore e un dirigente della società, intervenuti per tentare di calmare i propri calciatori, hanno allontanato l'arbitro dicendogli "te la sei cercata, te la meriti". Una vicenda che indigna e che è ben lontana dai veri valori dello sport.
E parliamo di un'altra aggressione, quella subita da 2 pediatri al Policlinico di Catania 3 mesi fa. È stato arrestato un 19enne, il giovane è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Il servizio di Roberta Lunghi. C'è un arresto per l'aggressione a calci e pugni avvenuta il 3 gennaio nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania nei confronti dei 2 pediatri Pierluigi Smilari e il collega Piero Pavone. A conclusione delle indagini, i carabinieri hanno arrestato Sebastiano Compagnini, 19 anni, accusato di lesioni personali aggravate contro operatori sanitari e di interruzione di pubblico servizio. Il motivo scatenante dell'aggressione al primo medico sarebbe stato un rifiuto ricevuto alla richiesta di informazioni sullo stato di salute di una bambina ricoverata. Il collega era rimasto coinvolto perché intervenuto in sua difesa. Alla identificazione del giovane si è arrivati grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni delle vittime e di testimoni. Compagnini è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. A poco più di una settimana dall'assassinio noto ricorda Sara Campanella, la giovane vittima di femminicidio uccisa da un collega di università originario proprio di Noto. Migliaia i giovani in strada per dire no alla violenza di genere. Intanto lo slargo di Via Legazzi a Messina sarà dedicato proprio a Sara. Il servizio di Francesco Aloi. Dove c'è l'amore non deve assolutamente esserci la violenza, perché non è giusta in nessun modo, non può essere più che altro giustificata. Oggi Noto ricorda Sara, una vostra coetanea. Sì, purtroppo siamo tutti scossi, tutta Noto è scossa da quello che è successo. I palloncini bianchi, i cartelloni, ma soprattutto loro, i ragazzi. Anche Noto ricorda Sara Campanella. Nella città di origine di Stefano Argentino, assassino reo confesso, in migliaia sono scesi in piazza per dire no alla violenza. Purtroppo questa ragazza è venuta a mancare per un mostro, quindi noi oggi siamo tutti qua riuniti per ricordarla. Quando passa il corteo tra le strade del centro non si muove una foglia. Il silenzio parla più di ogni altra parola per una tragedia che non può avere spiegazioni. L'importante, nonostante l'amore, sia di andare avanti anche dopo un no e non di costringere l'altra persona ad amarti. Nel Palazzo di Città le bandiere sono a mezz'asta. Noto è Sara Campanella, ognuno di noi è Sara Campanella e Noto è qui in piazza con tutti i sindaci della provincia di Siracusa, con Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Romeo, per dire no alla violenza. Come ha detto il vescovo di Noto, è una giornata per ricordare Sara nella vita. I social dicono e raccontano della vita di questa ragazza, una ragazza semplice ma intensamente straordinaria. Credo che sia importante celebrare Sara e ricordarla così. E in Via Legazzi a Messina, dove tutto è accaduto, oggi ci sono fiori, peluche, lettere e palloncini. Questo slargo, come conferma il sindaco Basile, sarà dedicato proprio a Sara. Alla regione siciliana cambio al vertice dell'assessorato all'energia. Roberto Di Mauro cede il passo, lascia il posto, a lui subentrerà Francesco Colianni, autonomista come il predecessore ed ex vice sindaco di Enna. Adesso ci spostiamo ad Agrigento, capitale della cultura. Ora è al centro di una nuova polemica, una disputa sul logo ufficiale della manifestazione che per il sindaco Miccichè assomiglia troppo a quello della Protezione Civile realizzato mesi dopo per gli Stati Generali dell'organizzazione, e intanto si sviluppa il progetto culturale della città per l'accoglienza e l'integrazione. Servizio di Davide Sardo. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, finisce al centro di una contesa sul logo ufficiale. Il sindaco Francesco Miccichè ha denunciato la somiglianza con quello degli Stati Generali della Protezione Civile realizzato mesi dopo. Il marchio, registrato già dal dicembre scorso, sarebbe frutto di un articolato lavoro creativo. Miccichè annuncia azioni legali per tutelare l'identità visiva della città. Un logo che viene fuori da diverse consultazioni, abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo
abbiamo scelto tra 5 opzioni qual era quella più idonea per essere un logo di scopo, perché prima avevamo un logo di candidatura, poi naturalmente un logo di candidatura che non si è rivelato idoneo per il proseguo, quindi abbiamo concertato con una cabina di regia più di una volta e alla fine è uscito fuori quello che voi conoscete oggi. Al di là delle polemiche, il Primo Cittadino porta avanti un'idea di capitale culturale inclusiva fondata sull'integrazione, un modello ispirato alla sua esperienza accanto ai migranti e che ha rappresentato un elemento chiave nel dossier vincente di Agrigento. Quasi tutti i migranti che sono sbarcati nelle nostre coste per quasi 40 anni, ho visto di tutto, ho visto naturalmente i minori non accompagnati, le donne stuprate in Libia che arrivavano qui sfinite al 9° mese di gravidanza, ho visto anche tantissimi uomini feriti a causa di viaggi allucinanti. E mentre la cultura unisce, Agrigento rivendica il diritto di difendere la propria immagine. Adesso a Catania il degrado della città non risparmia neppure Piazza Europa, il salotto buono di Catania. La faccia al mare è un'indecorosa cartolina per residenti e turisti e spunta pure una discarica abusiva. Tonino De Mana. Inciviltà, incuria, indifferenza e perché no imbarazzo. A Catania, piazza non fa rima con luogo di svago e di ritrovo, ma di abbandono e di approssimazione. Mentre si annuncia in pompa magna la realizzazione di nuove aree attrezzate a verde, quelle presenti, anche di recente inaugurazione, sono nell'oblio. Piazza Europa è l'esempio lampante. Guardate le condizioni delle panchine smart con ricarica wireless per lo smartphone. Nessuno le utilizza e a giudicare dalle immagini chi può siede altrove. In pratica tutti evitano la tecnologica e sporca panchina. A pochi metri cumuli di coriandoli, eppure il carnevale è passato da quasi 2 mesi. Il problema è la sera, quando si radunano i ragazzi un po'... Abbiamo visto troppe bottiglie di vetro rotte. Sì, anche io le vedo. Infatti devo stare sempre attento col cane che passeggia di qua. Ora c'è una porcheria, una schifezza. Non va meglio in piazza Sciascia, dove rifiuti e vetri sono ovunque, con alcuni contenitori dimenticati persino da chi dovrebbe occuparsi di svuotarli. Quello che vedete è in queste condizioni da oltre 10 giorni. Immancabile l'azione dei vandali, con plafoniere ed arredi distrutti. Da coprirsi il volto e gli occhi, la prosecuzione di piazza Sciascia con il parquet distrutto, mattonelle staccate e vetri in frantumi. L'affaccio a mare è un pugno dritto nello stomaco per chi crede ancora nella bellezza. E siamo al solarium, o meglio, al solarium che non si farà. In questo spiazzo, la scorsa estate, migliaia di catanesi e turisti godevano della brezza marina. Quest'anno non sarà così e l'area è già trasformata in una discarica a cielo aperto. Una transenna del comune di Catania viene utilizzata come scaletta. Giunti sul basolato occorre fare attenzione ai vetri rotti e ai chiodi arrugginiti. Prima di sporgersi per guardare il mare vi consigliamo di tenere gli occhi bassi, ma neanche troppo, visto che tra gli scogli si scorge persino uno scarico fognario. Noi stiamo a Catania perché sale il biglietto della MTS ed è in vigore l'abbonamento integrato bus metro. Non mancano le polemiche e persino le fake news. Tonino De Mana ancora. Tempo di rincari per il trasporto pubblico a Catania e tempo anche di polemiche e fake news, legate soprattutto a presunte voci di variazioni orarie sugli stalli blu gestiti da Sostare. Orari che al momento non subiranno variazioni, come ha confermato il sindaco Trantino. Lo stesso Trantino non esclude però cambiamenti futuri. Per adesso no, aggiungo per adesso perché la stiamo prendendo in considerazione, ma non è solo una questione di aumento fine a se stesso, si tratta di un aumento finalizzato a compensare dei costi in più che noi vogliamo chiedere a MTS per aumentare il chilometraggio del trasporto pubblico locale e nello stesso tempo noi stiamo cercando anche di creare degli strumenti dissuasivi non alla sosta ma alla circolazione delle auto. Intanto il costo del biglietto degli autobus è passato da €1 a €1,40 per la corsa semplice da 90 minuti, allineandosi ai prezzi di Palermo e Messina. Novità anche per l'abbonamento integrato Metrobus City, che costerà €120 l'anno e darà l'opportunità di spostarsi sulle linee AMTS ed FCE con possibilità di utilizzare anche le navette. A Palermo questa mattina davanti alla sede dell'AMAP protestano 3 rioni assetati, sono stati là in sit-in, dicono c'è poca acqua e quella che c'è è pure torbida. Il servizio di Marco Gullà.
Da mesi senza acqua sono i residenti dei quartieri di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella di Palermo. Manifestano davanti la sede dell'AMAP, protestano per l'assenza prolungata dell'acqua, anche nei giorni in cui dovrebbe essere regolarmente erogata. Da settimane, in molte case e negozi, i rubinetti restano asciutti. Pressione dell'acqua bassa e turni che saltano e i risultati non possono che essere questi. L'acqua che non abbiamo da mesi. Non è vero che manca solo il mercoledì come avevano scritto loro per il razionamento, ma manca tutti i giorni. Sferacavallo c'è l'acqua tutti i giorni, da noi acqua non ne arriva. Io ho amici di Sferacavallo, noi abbiamo l'acqua, da noi acqua non ne arriva, è impossibile fare questa cosa. Non possiamo andare avanti senza acqua. C'è chi denuncia l'abbandono delle periferie. Può fare la doccia perché acqua non ce n'è a Tommaso Natale, però le tasse li paghiamo come li paga la Palermo Bene. E come mai acqua non ce n'è a Tommaso Natale? Secondo l'amministratore unico dell'AMAP Giovanni Ciortino, la crisi dipenderebbe dal basso livello degli invasi. Come faccio? Accendo il motorino, io abito addirittura a Pianterreno. Però già a Pianterreno arriva proprio un filo, neanche un filo di capello, no, è assurdo. Acqua! E il tempo delle chiacchiere è finito, ora ci vuole l'acqua! Questa situazione è da più di 2 mesi che c'è questa situazione a Tommaso Natale. Per cui diciamo che le famiglie che non hanno la possibilità di avere i recipienti, di avere i motorini per tirare e aumentare la pressione in modo da arrivare a casa hanno delle grosse difficoltà. A volte andiamo dal parrucchiere a farci lo shampoo, perché ovviamente lo shampoo si deve fare. E cambiamo ancora argomento. Domenica 4 maggio il cielo di Catania si colorerà con le scie delle frecce tricolori. La presentazione dell'evento questa mattina a Palazzo degli Elefanti. Il servizio di Simona Mazzone. Il cielo di Catania pronto a colorarsi con l'esibizione delle frecce tricolori grazie all'evento di Aeroclub e Aeronautica Militare. Appuntamento domenica 4 maggio con il Catania Air Show, nasi all'insù in piazza Franco Battiato, più conosciuta dai catanesi come piazza Nettuno. L'evento è stato presentato a Palazzo degli Elefanti. Unire i tanti catanesi sotto quella bandiera tricolore che assieme a quello rosso-azzurra rende ciascuno di noi orgoglioso e fiero della propria identità, della propria provenienza. Diventa uno spettacolo di straordinario impatto, di straordinaria efficacia e devo pubblicamente ringraziare l'ingegnere Simone Massaro che l'ha fortemente voluto e finanziato. Il Catania Air Show avvia il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025 e proprio sul capoluogo etneo sono previste per la prima volta esibizioni aeree senza precedenti a circa 200 metri dalla scogliera. Io credo che sia importante per il cittadino vedere qual è l'eccellenza che le proprie forze armate, in particolare in questo caso l'aeronautica, riescono ad esprimere. È un momento importante anche per noi per poter comunicare, far vedere la professionalità, le competenze che anche in queste manifestazioni, come ben potete immaginare, devono essere messe in campo. E sullo spettacolo, al Teatro Stabile di Catania, uno straordinario Vincenzo Pirrotta porta in scena Terra Madre, l'autobiografia di un contadino siciliano semi-analfabeta, una grande testimonianza della storia del Novecento. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Una notte arrezzai l'ingegno e scappai. È una lingua che non c'è più quella che mette in scena Vincenzo Pirrotta, un misto di parole inesistenti, neologismi ricchi di figure retoriche utili a rendere emozione e sentimenti di una molto desprezzata e male trattata vita, quella di Vincenzo Rabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un'appassionata testimonianza della storia del Novecento italiano attraverso emozionanti e suggestive pagine dattiloscritte pubblicate nel libro Terra Matta, che è diventato anche uno spettacolo teatrale in scena allo Stabile. Cerco di mettere in scena il grottesco che c'è in Vincenzo Rabito, perché lui affrontava la vita con grande filosofia, non si abbatteva mai, la sua vita è stata una vita picaresca. Ci piaceva fare propaganda politica, Giovanni aveva la testa fuori, non ci voleva
Classe 1899, Rabito visse gran parte della sua vita in condizioni drammatiche. Fin dall'infanzia si dedicò al faticoso lavoro dei campi per mantenere 6 fratelli e la madre vedova, passando poi per le trincee della Prima Guerra Mondiale, della Seconda, fino alla fame atavica del sud contadino e poi all'improvviso benessere del boom economico. Il senso di mettere in scena Terramatta oggi sta proprio anche in questa scelta di far conoscere alle giovani generazioni quello che hanno passato i nostri padri e i nostri nonni. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di calcio e parliamo del Catania che in vista della trasferta di sabato prossimo a Cava dei Tirreni dovrà sciogliere il nodo del titolare, del sostituto da sostituire appunto a Di Tacchio squalificato. In pole c'è Quaini, il servizio di Francesco Triolo. L'obiettivo è centrare la miglior posizione possibile in chiave playoff e nel frattempo recuperare più uomini possibili. 2 partite a disposizione per il Catania che già da sabato contro la Cavesi in una trasferta niente affatto semplice dovrà cercare bottino pieno per difendere il 5° posto in classifica e magari avvicinarsi al Crotone. Una partita non banale quindi che potrete vedere in diretta su Telecodor in una delle tante esclusive che la nostra emittente ha offerto in questa stagione. Per la gara del Simonetta Lamberti però Toscano non potrà contare su Francesco Di Tacchio, un'assenza messa in conto dopo l'ammonizione contro l'Avellino che ha fatto scattare la squalifica. In mediana Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa, i candidati a rilevare Di Tacchio sono Quaini che è in diffida e Frisenna ma anche Sturaro. Quaini è l'uomo che ha fatto bene nelle ultime partite, quindi sembra essere lui in vantaggio nelle gerarchie per affiancare De Rose. Anche se resteranno indisponibili Beters, Guglielmotti e Luperini, Toscano però pian piano sta recuperando un po' tutti gli uomini, soprattutto in attacco, dove sono ormai tornati in gruppo sia Inglese che Dalmonte, dove De Paoli e Montalto si giocano una maglia da titolare, dove Stoppa, Jimenez e Lunetta hanno dimostrato di poter essere importanti. Queste saranno le settimane in cui dovranno comunque crescere tutti, fisicamente e mentalmente, per affrontare i playoff con il piglio di chi, a prescindere dalla posizione in classifica e dagli alti e bassi del campionato, sa bene di avere tutte le carte in regola per giocarsi i playoff sino all'ultimo. Ci fermiamo per un'altra piccola pausa. Rientriamo in studio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione di TG Sicilia finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.